Ciao ragazzi, oggi vi racconto delle galline motorizzate e 2.0 di Matteo. Queste qua. Mi trovo a Sant'Andrea di Badia Calavena, nella Lessigna veronese orientale, ed è qui, in questo contesto ambientale veramente bellissimo, praticamente incontaminato, che Matteo Caloi, 25 anni, ha concretizzato il suo sogno. Lui è un produttore agricolo, produce verdure, ma anche e soprattutto un allevatore di galline. E lui il suo sogno lo ha concretizzato cercando di rispettare perfettamente ritmi della natura e tecnologia. E sulla base di queste premesse è nato per esempio il Chick Bus, così lo chiamo io, l'autobus delle galline, che serve per portarle a spasso nella sua tenuta per pascolare in mezzo a quest'erba così appetitosa per loro. Galline che però non sono galline qualunque. Quindi questo è l'autobus delle galline. Esatto, questo è un pollaio mobile che abbiamo costruito in modo tale da spostare continuamente le galline sui diversi pascoli dell'azienda. In questo modo le galline trovano continuamente insetti, trovano erba fresca, trovano semi di infestanti che trovano magari dentro il pascolo, e prima passano le pecore a mangiare l'erba, poi passano le galline che vanno a rifinire il lavoro, vanno a distribuire tutti i semi, tutte le deiezioni delle pecore, e di conseguenza il pascolo si arricchisce tantissimo e aumenta tantissimo la fertilità del terreno in questo modo. E poi di conseguenza ne deriverà per forza un uovo ricchissimo di nutrienti, quindi un uovo con tantissimo omega 3, un uovo con tantissima vitamina D, proprio perché continuano a prendere il sole, continuano a mangiare erba nel pascolo, e quindi ne può derivare per forza un uovo denso di nutrienti. Ogni quanto la fai la rotazione? Ogni 4-5 giorni spostiamo le pecore e le galline proprio su un nuovo pascolo. In questo modo il pascolo non viene troppo rovinato, quindi è un passaggio molto veloce in modo tale da preservare anche il pascolo già esistente. Com'è strutturato il pollaio? Allora abbiamo deciso di impostare questo pannello fotovoltaico per recuperare l'energia del sole e incamerarla in queste batterie che ci sono all'interno del pollaio. Dalla batteria va direttamente a questo contenitore dove ci sono i diversi timer che aprono e chiudono in automatico la porta del pollaio con un attuatore, e all'interno c'è anche una piccola luce che si accende e si spegne nei periodi in cui c'è poca luce. Ovviamente utilizziamo veramente solo poche ore di luce, solo per permetterci di fare le uova anche in periodi invernali. E poi abbiamo questo elettrificatore che si collega direttamente con la batteria, e dalla batteria e con questo elettrificatore elettrifichiamo tutto il recinto del pollaio, e di conseguenza manteniamo fuori tutte le volpi, tutte le faine, e i diversi rapaci che potrebbero attaccare vengono spaventati dalle pecore che ci pascolano qua a fianco. Che varietà di galline sono queste, Matteo? Queste che vediamo alle mie spalle sono delle vecchie razze di galline, più o meno del 1800, sono razze considerate estinte, tra queste c'è la cucca veneta e la megiarola. Sono due razze più o meno del 1800 e hanno la caratteristica delle razze italiane, quindi uovo bianco, cresta molto ampia che si piega, orecchione bianco e la forma molto slanciata, e poi la loro indole estremamente pascolatrice. Perché hai voluto riscoprirle? Allora è stato un po' per caso, volevo un po' avvicinarmi all'allevamento delle galline quando ancora ero piccolo, e ricercavo una gallina locale della zona. E sono venuto a conoscenza di questo signore Stefano verso Boschi di Sant'Anna, e lui mi ha dato dei pulcini, insomma, e da lì sono partito.
E poi ho scoperto la rarità di queste razze e allora me ne sono preso cura e ho cercato di anno in anno di aumentarne il quantitativo e di diffonderle il più possibile e conservarle. Queste galline, le galline considerate in via di estinzione, galline rare che comunque lui ha contribuito a ripopolare, rappresentano un po' il top di gamma della sua produzione per le caratteristiche specifiche di queste varietà, ma anche ovviamente per la qualità del loro cibo, che è quest'erba che nasce su questi prati praticamente incontaminati. Ma qui vicino Matteo ha creato anche un altro piccolo regno di volatili dove alleva altri tipi di galline. Qui dove siamo? Allora, qui ci sono i 2 pollai fissi dove all'interno abbiamo le livornesi e all'interno abbiamo impostato un frutteto con tutte diverse vecchie varietà di mele, pere, fichi e noccioli, in modo tale da creare protezione alle galline dai possibili attacchi di rapaci, creare ombra in periodi estivi e soprattutto è una zona dove noi riusciamo a raccogliere anche dei frutti oltre che a raccogliere le uova. Perché 2 pollai diversi per 2 tipi di varietà diverse? Abbiamo deciso di mantenere le livornesi, che sono razze più commerciali, stabili in questi pollai. Loro continuamente trovano sempre erba al pascolo, insetti nel pascolo, fanno un uovo un po' più delicato rispetto alle altre razze. Le altre razze sono razze estremamente pascolatrici che hanno questa indole che noi abbiamo deciso di lasciare esprimere e quindi di conseguenza creano un uovo molto più concentrato di nutrienti e sicuramente la razza gli dà quel gusto in più, quel gusto molto più intenso che le caratterizza. Matteo, come dicevo all'inizio, è giovanissimo, ha solo 25 anni, ma pensate che questa attività l'ha iniziato addirittura 5 anni fa. Lui non è di Badia Calavena, lui e la sua famiglia sono di Verona, ma qualche anno fa acquistarono questo terreno, non senza gravosi e importanti sacrifici. Acquistarono i terreni e qui Matteo diede vita appunto alla sua attività, costruendo un vero e proprio piccolo feudo rurale che diventerà sicuramente anche il suo futuro. I miei genitori non avevano azienda agricola prima, io ho cominciato più o meno nel 2020 ad aprire l'azienda agricola. Però prima, quando andavo in prima superiore, ma ancora prima quando andavo verso le medie, in primis andavo con il nonno nel bosco dove aveva un orto, partivamo la mattina alle 6 per arrivare su questo bosco dove ci facevamo questo piccolo orticello e questo è il periodo delle medie più o meno. Poi durante le superiori mio papà mi accompagnava sempre a questi incontri, questi convegni in Toscana riguardanti le vecchie varietà di cereali. Io mi sono un po' appassionato del lavoro che facevano loro, quindi il lavoro di conservazione di queste vecchie varietà che seminavano in parcelline e io ogni tanto mi portavo a casa qualche spiga di queste varietà e lì ho cominciato a seminarmene nell'orto del nonno. E poi i miei genitori hanno acquistato questa casa con i diversi terreni e io qua ho avuto modo di sperimentare un po' e lasciare libero sfogo un po' alla mia creatività e alla mia passione, insomma. E cosa ti dà questa vita? Allora sicuramente è una vita diversa, una vita molto più a contatto con i ritmi della natura, quindi nel periodo invernale si tende più a rallentare, nei periodi estivi, quindi di estrema attività della natura, si tende a lavorare di più, però sicuramente ti dà tantissima soddisfazione essere a contatto continuamente con la natura e poi a riuscirsi a produrre da soli il proprio cibo e che poi di conseguenza andiamo a vendere per ricavarci un reddito ovviamente, però sicuramente la soddisfazione più grande è quella di riuscirci ad autoprodurre quasi tutto, perché noi ci andiamo a produrre le verdure, andiamo a produrre le uova, andiamo a produrci il mais, fagioli, quindi cerchiamo di fare quasi un po' tutto. Matteo, bello guardare qui che lavora, vero? Guarda. Cos'è questa, Erika? Allora, Erika, questa, aspetta, che è la mamma di Matteo, eh. ecco, questa è la torta cimbra, Ah, fatta con? fatta con la farina, Mm. fatta con la ricotta, Ah, con il miele di Matteo. semplicissimo. Sì, semplice, è una cosa molto semplice, una ricetta qua della nostra tipica. Beh, siamo in terra cimbra qui in ecco, effetti. Ma scusa, io so che però quando si fa le torte che anche ha messo gli ovi. Che Certo. ovi avevamo rotto, Erika, Certo. guardami.
Le galline di Matteo. Boh. Ah, se no Non mangiavo c'erano mia, dubbi. non mangiavo sì, mia. Solo galline di Matteo. Allora, facciamo colazione, Matteo. Dai. Perché... Facciamo colazione, dai. Ho fame qua. Ciao Bene. ragazzi, se passate da queste parti, Sant'Andrea di Badia Calavena, venite a trovare Matteo per le uova e Erika per la torta cimbra. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Sotto qua, dai. Dai, sotto, sotto.